I consorzi di bonifica si mettono in modalità invernale, come girare il materasso, se mi permettete la battuta. D'estate usiamo i nostri canali per fare irrigazione, d'inverno li usiamo per fare bonifica. Siamo in modalità invernale e costantemente facciamo le nostre opere di manutenzione sulle opere regionali e siamo pronti per affrontare l'inverno, diciamo. Territorio vicentino, in provincia, c'è qualche criticità che magari desta più preoccupazione? No, al momento non ci sono territori che destano più preoccupazioni. È il nostro lavoro tutto il tempo dell'anno, prevenire e cercare di curare. Oggi siamo a un livello molto alto di qualità e di sicurezza. Così, con pacata tranquillità, rispondono i vertici dei consorzi di bonifica per il Vicentino. Sul nostro territorio, superata indenne questa fase in cui l'emergenza maltempo sta lentamente scemando, si sono fatti sentire gli effetti benefici delle nuove opere idrauliche realizzate. Gli investimenti compiuti dalla Regione Veneto sono serviti per allestire 12 nuovi bacini di laminazione. È innegabile che la sicurezza idraulica al 100% non si può mai avere e quindi è innegabile che c'è ancora molta strada da fare. Ci sono opere importanti in fase di appalto e di ultimazione. Era dal 1926, quando fu realizzato il bacino di Montebello, che in Veneto non venivano realizzate opere del genere. Puntualizza l'assessore regionale Bottaccin, che snocciola le cifre. Solo per il bacino di Caldogno la Regione ha investito 41 milioni di euro, 36 a Sandrigo, 11 sull'Orlo e 19 a Vicenza. Opere strategiche che in ricaduta mettono in sicurezza non solo la nostra provincia. Noi abbiamo terminato il bacino di Trissino, che dà aiuto al bacino di Montebello per 2.800.000 metri cubi d'acqua. Quello di Caldogno sapete benissimo che è stato già terminato da tempo. Queste due grandi opere danno sicurezza alla città di Vicenza e non solo, perché noi a Trissino andremo a mettere in salvaguardia anche parte di Padova e parte di Verona. Vicenza teme quello che può essere successo in passato, può capitare ancora. Non mi sento di escludere che possa capitare ancora, ma l'importante è di aver imboccato la via giusta. La via giusta è quella di costruire i bacini di laminazione, progettarli, programmarli e realizzarli. Questo mi sembra l'ideale per dare quelle risposte che il territorio ha bisogno di avere.